l'introduzione. L'introduzione del nostro Presidente ci vuole, poi lasciamo. Dunque è stato il 15 maggio l'anniversario della concessione dello statuto speciale e voi sapete come l'ha festeggiato il terzo canale della nostra televisione. Nella trasmissione dell'ora di pranzo ha intervistato un signore il quale ha detto che deve raccogliere firme per far abolire l'autonomia siciliana. Ora, Cacchito temo che si chiama Butera, È un economista. è un economista. Ora dico un po' del buon senso, o volete intervistare su questo argomento, ma non proprio il giorno dell'autonomia siciliana. L'autonomia in se stessa non è che è il clou, il meglio che si possa avere. L'autonomia è quella cosa per cui il padrone dice: sei stato un buon servo, come premio io ti do la possibilità di occupare della monnezza. Ecco il concetto di autonomia. Però l'autonomia siciliana è diversa, perché lo Stato italiano non disse sei stato un buon servo, tentò di distruggere il movimento separatista e credette tra la fine del 45 e l'inizio del 46 di averlo annientato. Purtroppo c'era un siciliano, alto commissario per la Sicilia, cioè governatore per conto dello Stato italiano, che non fosse stato un siciliano si poteva capire. Era Aldicio, che ora viene presentato come il padre dell'autonomia. Non solo era la longa manus del governo italiano, ma premeva sul governo italiano perché combattesse il separatismo con metodi più robusti. E per un certo tempo il governo lo seguì, poi si rese conto che la politica suggerita dal suo alto commissario aveva dei risvolti fallimentari, cioè l'offensiva generale contro il separatismo, contro gli altri gradi del separatismo fu cominciata tra il 45 e l'inizio del 46. Fu ucciso il primo comandante dell'Elis, che era l'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, era Canepa, vittima del buonismo che permeava gli alti gradi non solo della politica, ma gli alti gradi militari del separatismo. Cioè erano cose giuste, però che danno fecero? A Levis era proibito di ammazzare, cioè se Levis avesse incontrato, un reparto di Levis avesse incontrato l'alto commissario Aldicio, conosciuto negli ambienti separatisti come padre Aldicio disonorato, padre Aldicio che era democristiano, non gli potevano sparare. Si sconsigliava anche di sparare sull'esercito italiano, a meno che non si fosse costretti, che non c'era altra alternativa, cioè siccome era un esercito non c'era attaccato, poi doveva reagire. La conclusione è che un gruppo dell'Elis incominciò un corso di blocco dei carabinieri, forse avvisati da qualche spia che dovevano passare da là. Se avessero aperto il fuoco loro, li avrebbero ammazzato al gruppetto del posto di blocco. Invece non lo fecero perché loro non spararono, ma lo fecero i carabinieri che spararono
e ammazzarono a Caneva, credo che qua abbiamo Dietro proprio. e alle spalle e qua accanto della guerriglia, tra cui c'era un ragazzo che andava a scuola a Caltagirone, al liceo ginnasio dove andavo io, quindi non era compagno di classe, però diciamo compagno di istituto. E allora il primo risultato fu il primo capo dell'Evis fu ucciso. Secondo risultato, il secondo capo dell'Evis, Concetto Gallo, dopo una giornata di combattimenti nella zona di Caltagirone, siamo al fine 45, venne catturato. Quindi i vertici dell'Evis erano eliminati, poi vennero arrestati e fino a che era aprile, Barbaro, Restuccia forse per sbaglio, perché era uno che parlava molto, mi dicevano, persone che lo conoscevano, e ogni tanto una battuta scherzosa diceva il capo dell'Evis sono io. Quando i servizi segreti ci credebbero e quando si fece l'attentata arrestarono pure a lui che non era il capo dell'Evis, che era un esponente separatista ma non a quel livello. E allora il movimento fu decapitato anche dei vertici politici. All'inizio disse al governo abbiamo vinto, fate l'ultimo sforzo e le abbiamo liquidato. E però la cosa non era così tranquilla, perché tolti i vertici finiva quella protezione che indirettamente lo Stato italiano aveva, cioè che chi se non andava ad ammazzarlo. Ora c'era l'anarchia, c'era persone che restavano fedeli a queste istruzioni, ma c'erano persone non di iscritti, di simpatizzanti, diciamo, la feroce banda dei niscemesi, che non è che fosse legata al separatismo, però erano alla macchia l'Evis e loro, erano braccati l'Evis e loro, quindi quando uno dei due gruppi aveva qualche notizia sul movimento dell'esercito italiano lo dava agli altri. Ora, la banda dei niscemesi che aveva catturato 8 carabinieri non trovò di meglio che ammazzarli, e fu una cosa criminale. Insomma, non è che se sono amici nostri sono persone per bene, se no. E il governo italiano si rese conto che la cosa pigliava una brutta piega, che poteva finire in un bagno di sangue, tutta la Sicilia più in forma anarchica si sparava. Il governo italiano, sul consiglio degli oltranzisti, aveva fatto venire dei torturatori fascisti tristemente già noti per altri episodi fuori dalla Sicilia, e attraverso la tortura riuscivano ad avere notizie sui giovani, sull'Evis, e queste notizie però significava che si allargava il cerchio delle persone da arrestare. A un certo punto credo che a Luciandone non ci fossero più posti. Poi era una forma indiretta di propaganda al separatismo, perché spesso i genitori legati a partiti italiani non erano separatisti, però i figli sul pezzo del cuore devono a Napoli, e quando ci cominciarono a arrestare i figli non è che rimasero molto allegri. Io ho avuto raccontato dal nostro maggiore storico, che è il dottore Chanot, un episodio avvenuto a Pacinico. Non ci credete? No, Credete al fatto che io sia dottore storico? Al fatto che racconta il professore Pircosi? E a Pacinico andò per fare un comizio per Mattarella, che era uno dei maggiori esponenti della democrazia cristiana, e i dirigenti lo accolsero onorevolmente, però un tempo passava, cominciava il comizio, non se ne parlava, e a un certo punto Mattarella
diciamo comizio quando comincia, e quindi ci spiegarono i dirigenti democristiani, se prima non escono i picciotti, comizi non se ne fanno. Quindi si trattava di allargare l'area della protesta. Per il governo italiano c'erano dei responsabili, uno era un democristiano, era De Gasperi, l'altro era un socialista, era un ministro degli interni, Romita, che aveva simpatia per i siciliani e che in periodo fascista era stato mandato al confino, si diceva, in Sicilia, e i siciliani l'avevano trattato bene, e i vale dissero ci affiniamo prima che comincia un bagno di sangue, vedremo di raggiungere un accordo. E allora, forse per la prima volta nella storia dei rapporti della Sicilia con l'Italia, cominciò una trattativa che il governo italiano conduceva in buona fede, cioè conduceva non per pigliarli in giro, ma per vedere, per raggiungere un accordo. E allora furono liberati Finocchio Rapile, Barbaro, Restuccia, cominciarono queste trattative. Vedete che anch'io posso sbagliare, io non ho dote di infallibilità. Si arrivò a un accordo per il quale io non ero per niente d'accordo alla fine, anche dell'autonomia, però avevo torto perché più di quello non si poteva ottenere. La trattativa fu fatta con onestà, con rispetto per la Sicilia, si fecero delle ammissioni, che la Sicilia era stata trattata male, che era stata derubata, che il governo italiano non dava nessun affidamento, e scelto delle concessioni che dovettero fare anche i separatisti, e si arrivò a questa autonomia che non era un'autonomia concessa dallo Stato italiano al servo fedele perché sei stato buono, era un'autonomia concessa per porre fine alla guerra. E spuntò questa autonomia speciale data in gran fretta prima che ci fosse ancora la Costituzione, mentre c'era la monarchia. Di fatto fu fermata, il nostro storico ha detto, non come dicono gli storici, dal luogotenente del re, ma dal re, che Umberto a maggio era re d'Italia ufficialmente. Quindi in gran fretta venne organizzata questa autonomia. Finocchio Rapile giustamente disse: io non mi sento però di firmare da che era la pace, la mia iniziativa, voglio il conforto della dirigenza separatista. E allora lo Stato italiano si fece in quattro, mandò un aereo militare a pigliare la dirigenza separatista in Sicilia e la portò a Roma. Pareva un discorso folle, lo storico Renda dice: io non ci credevo fino a quando non ho letto i documenti. Il prefetto che abbiamo avuto ospite a una trasmissione televisiva, che è stato alto commissario italiano per la Sicilia, trova che la cosa fu sanissima, che a chi si ricercate dalla polizia lo Stato ci mandava a volere militare per portarla a Roma. Dopo che chi arrivava a Roma diede del Nuova Osta e si arrivò alla pace. No, non fu un errore da parte della dirigenza separatista, più di questo non si poteva dire. Dopo ci sarebbe stato solo un bagno di sangue senza risultati, però un errore fu fatto dai separatisti. A guerra è finita, tutti a casa. Il governo italiano era diventato così buono, lo scanto, appena si decise tutti a casa, lo scanto finì, che non c'era più una forza armata separatista. E allora cominciò l'azione di recupero, cioè di fregare chi doveva dato. Abbiamo detto che abbiamo derubato, ora vediamo un risarcimento, il risarcimento diventò aleatorio. Abbiamo detto i prefetti hanno fatto una politica di oppressione in Sicilia, i prefetti se ne debbono andare, i prefetti invece rimasero.
avevano detto la polizia italiana si è comportata male nei riguardi dei siciliani, ora mi vedere che continui la cosa, il comando della polizia viene dato al presidente della regione, che ovviamente è un siciliano. Ecco, tutte queste belle enunciazioni, appena finì lo scanto, finirono. E si cercò di ritirare il ritirabile, fino a quando, come si era detto, il governo italiano e il governo della Sicilia non è stato affidabile. Allora si deve fare un'alta corte che giudichi di controversie tra Italia e Sicilia, o tenete bene un'alta corte paritetica, a metà erano siciliani, a metà erano italiani. L'alta corte fu un colpo di Stato praticamente, fu abolita. Insomma, si recuperò tutto il recuperabile. Che cosa rimase? Rimasero motivi ideali, rimase per gli imbroglioni la possibilità di guadagnare qualche cosuzza, della quale hanno usufruito molto vari politici nostri, però c'è in cambio il governo italiano non si accorge che è stato rubato, però viene da stare buono senza dare fastidio. Ecco qual è il fatto dell'autonomia siciliana. E io, prima che mi levano la parola di ufficio dicendo un po' anzi chiediamo il bis. a perdere tempo, io chiudo e do la parola qua alla testa pensante del Fronte Nazionale Siciliano. Vi vorrei dire che il dottor Scianò è il maggiore storico del risorgimento di questo periodo, che ha una situazione nettamente più alta come livello scientifico rispetto ai professori universitari nostri della materia, che facevano gli imbroglioni. Quando si parlava di storia del risorgimento c'era una fonte che parlava male di loro, dicevano e chi stanno viste in Borbonica, quindi non se ne deve tenere conto, con quell'assurdo scientifico che ci sono fonti di cui non si deve tenere conto prima di averle lette. Uno può decidere che una fonte non è attendibile ma dopo averla letta, non prima per principio. E il dottore Scianò ha trovato il modo di fregarle. Le cose peggiori fatte dagli italiani, dei piemontesi, dei risorgimentali, le fa citando non fonti nemiche, ma fonti amiche, fonti risorgimentali, perché intanto qualcosa ci scappa. E allora a questo punto le ha distrutto. Io voglio dire, un esponente risorgimentale che dice che Garibaldi è un imbecille che non è in grado di comandare manco un battaglione, non possono dire uno pieno di odio, no, perché era un collega, anzi quando veniva a Garibaldi diceva caro generale, che piacere, e così via. E grazie a queste fonti, diciamo, amiche, ha fatto una spilza, messo in luce di crimine fatto dal risorgimentale delle Piemontesi. Non parlo più. No.